vai, vai. Buonasera a tutti ragazzi, sono le ore 22:03 minuti. Innanzitutto vi auguro un buon lunedì sera a tutti quanti, buon inizio di settimana, spero che avete cenato bene. Intanto io mi stavo vedendo la partita Benevento-Sassuolo, che è il posticipo di Serie A, ma ne parlerò più dopo sulla pagina dell'Opinionista Sportivo Indipendente o sul gruppo di Mirko Sabina 77 Fans Club. Intanto è qui in diretta con me il presidente Fabrizio Pignalberi, presidente di Più Italia. Allora, innanzitutto buonasera Fabrizio, come va la situazione Sì, dalle tue parti? ma dai, tutto bene, diciamo bene, sempre con questa pandemia che ormai ci conviviamo, però insomma tutto bene. Ecco, parliamo un po' della questione, un po' che ci sono state delle proteste giù, dato che tu dalle tue parti, proprio a Roma, cos'è successo? Bene, sai qualcosa in più? Insomma, la gente sta protestando, però la situazione non si risolve ancora. No, vabbè, la gente è scesa in piazza, ormai credo che veramente siano arrivati al limite, sono scesi in piazza, devo essere sincero, rispettando tutte le normative, cioè non facendo molto, cioè non facendo reati e quant'altro. L'unica cosa è che comunque gli è stata vietata anche dalla questura questa manifestazione, che comunque sono scesi comunque in piazza, alcuni addirittura alcune autorità gli avrebbero detto voi fate il vostro lavoro che noi facciamo il nostro, a detta di quando hanno chiesto delle spiegazioni in merito perché non potevano manifestare, ma giustamente più di qualcuno, il possessore di partita IVA dice noi non vorremmo fare il nostro lavoro ma non ce lo permettono di fare, quindi credo che la gente ormai è stanca e cioè veramente stanno arrivando all'esasperazione. Esatto, sì, effettivamente la situazione comunque diciamo le cose come stanno, c'è ancora molta confusione, mi sembra, anche con questa questione dei vaccini, presidente Fabrizio, cioè voglio dire, si va un po' a rilento, io sento che comunque magari c'è qualche, voglio dire, c'è un po' di rilento. Sì, vabbè, e sono a rilento sicuramente anche perché, calcolando che sono stati adesso un periodo fermi perché i vaccini non arrivavano, quindi stanno in netto ritardo. Poi pensici pure che c'è una male organizzazione e io credo che comunque il governo anche sulla distribuzione dei vaccini abbia fatto un po' flop. Prende ad esempio una grande critica che è successa adesso con il presidente della regione Campania, quindi lascia veramente a desiderare, insomma. Ecco, infatti, sulla regione Campania ho sentito oggi che praticamente il signor De Luca, presidente della regione Campania, vorrebbe, secondo cosa hanno detto i giornali, quindi noi diciamo ci atteniamo a cosa sentiamo, sentiamo, vorrebbe fare un po', cioè vaccinare le persone, ma più sui certi settori lavorativi, cioè del turismo. In sostanza De Luca dice no prima gli ottantenni o cosa, o comunque dice sì va bene ma è meglio subito che si facciano anche quelle persone che lavorano in tanti settori turistici della sua regione, mentre invece dall'altra parte dicono no, si fa come decidiamo noi. Tu come la vedete Ma voi? guarda, io dico una cosa, do una freccia a favore del governo e una a favore di De Luca, diciamola così, dai. Cioè, allora, a questo punto il governo lascia l'autonomia di scelta comunque ai presidenti di regione. Cioè, poi non capisco perché De Luca debba alzare questo polverone per la decisione di come debbono essere distribuiti. Io credo che comunque da Presidente della Regione sa bene anche lui come distribuire questi vaccini, ma credo che comunque debba fare chiarezza, cioè magari il suo delegato alla sanità per questa distribuzione, cosa che il governo credo che invece faccia fatica ad organizzarsi alla distribuzione dei vaccini, perché oggi
È paradossale, io sento molte persone che comunque i vaccini non ci sono, riniziano per dire fra 10 giorni perché sono in attesa che arrivino i vaccini. Beh, credo che questa sia una mala organizzazione. Allora io dico sempre prima di tutto debbono fare, va bene, persone anziane, per me va benissimo, e poi le categorie protette. A me, a mio avviso, non mi sembra che stiano facendo questo, anche perché purtroppo, come tutte le cose in Italia, c'è la via preferenziale, quindi questa è la problematica Ecco, fondamentale che quindi oggi tu dici, l'Italia ha. in sostanza, Fabrizio, dici non sono distribuiti in una giusta maniera, o comunque c'è molta confusione su chi deve partire a farli prima o chi deve partire a farli dopo, e come hai detto te non deve essere comunque obbligatorio. Mettiamo la vostra Allora, idea, io giusto? dico sempre che il vaccino non deve essere obbligatorio assolutamente, perché comunque è anticostituzionale. È vero pure che però qua bisogna anche dire che comunque la Costituzione italiana dice che in caso di una pandemia tipo quella che stiamo vivendo, il governo può comunque dire di questi vaccini. Noi comunque rimaniamo nella nostra, che ognuno deve essere libero di decidere se fare un vaccino o no, anche perché abbiamo visto i risultati, comunque in tutta Italia lascia un po' il segno il vaccino, non c'è una sicurezza in questo vaccino, ma poi parlando con degli esperti, ma qua sono un pourparler perché comunque sicuramente io non sono un esperto in materia, cioè, sembra addirittura che comunque alcune persone che comunque facendo questo vaccino hanno avuto addirittura una trombosi e quant'altro, questo sia scaturito dalla mala gestione, dalla mala sanità, in quanto comunque se una persona ha avuto il Covid e comunque non ha avuto, non se ne è accorto, e quindi ha gli anticorpi alti, andare a fare il vaccino può creare il danno alla persona. Quindi questo significa che oggi ci stanno obbligando di fare un vaccino dove non c'è neanche qui un piano sicurezza, una gestione che possa garantire la tranquillità al cittadino italiano. Poi mettiamoci anche che c'è una mala gestione della distribuzione di questi vaccini, perché bastava dire prima di tutto andare a coprire la fascia rischio per fare i vaccini, andare a coprire le categorie protette e poi andare a sistemare tutte le persone. Ma non dimentichiamoci una cosa fondamentale, che oggi l'Italia è l'unica nazione che ancora sta pensando e valutando come fare i vaccini. Non dimentichiamoci che in Inghilterra e comunque in altre nazioni già hanno riaperto tutto e sono già tutti. Certo. Ormai l'Italia purtroppo arriva sempre per ultima. A pensare male. Allora vuol dire che c'è una mala organizzazione, signor Fabrizio, perché è inutile che stiamo a parlare tutti i giorni di vaccini, che arriva quello, arriva quell'altro, poi se vanno a rilento. Oltretutto non va bene, perché comunque non c'è tantissimo tempo, perché poi magari si devono fare i richiami e non si sa com'è la situazione ad ottobre. Cioè tanti pensano giustamente adesso che arriva l'estate, quindi man mano c'è una riapertura. Ma non è che come l'anno scorso che arriva a metà settembre e di nuovo siamo dal punto da capo. Ci può essere sto rischio? Beh, il rischio c'è. Allora, io credo che comunque il governo, quindi Draghi e comunque chi oggi sta governando, sicuramente non che a me non mi rappresenta, perché comunque non è un governo voluto né votato, e purtroppo questa è un'altra problematica che l'Italia purtroppo ha. E io dico che comunque quando si sono visti un po' circondati e comunque quasi minacciati da tutte le attività e quindi i possessori di partite IVA a Montecitorio, stranamente Draghi dice a giugno riapriamo tutto. Ok, ma il piano sicurezza dov'è? Non c'è piano sicurezza, quindi abbiamo deciso di riaprire perché abbiamo paura di cosa ci possa accadere. E poi riapriamo, quali sono le condizioni? Non c'è sicurezza, come non c'è nei vaccini, non c'è neanche nella riapertura dell'attività. Di certo e di sicuro abbiamo solamente che nel mese di giugno riapriranno tutto,
chiuderanno, non lo so, si prevede che comunque a settembre siamo tutti vaccinati, non spero, ma cioè, io sinceramente faccio fatica a credere che tutti gli italiani saranno vaccinati a settembre, faccio fatica a credere che a giugno stranamente si possa riaprire tutto senza un piano di sicurezza, e quindi questa purtroppo in Italia, questa è da coloro che siamo gestiti, e mi sembra che, cioè, mi dispiace dirlo, ma si ripensa sempre a una poltrona, perché qua in un momento grave che l'Italia sta vivendo, di una pandemia veramente devastante, e se oggi guardiamo bene a che cosa si pensa? Che Draghi possa prendere il posto di Mattarella. Cioè, ma stiamo scherzando? Cioè, qua vengono prima gli italiani, e gli italiani non sono tutelati in nessuna parte. Cioè, quindi c'è una malorganizzazione, non c'è un piano sicurezza, non c'è una direttiva, un regolamento per la distribuzione anche dei vaccini. Cioè, come vengono dati questi vaccini? Vengono assegnati ai medici curanti, benissimo, e come vengono dati? In base vengono chiamati? Cioè, io conosco delle persone che comunque fanno parte delle categorie protette e non sono state chiamate, quindi chi è che decide per il medico e chi deve venire prima o chi viene dopo? Quindi secondo te vanno un po' così? Ma stranamente, come sempre in Italia accade questo, se conosci hai la via preferenziale. Allora Questa è allora l'Italia, vedi, ragazzi. Purtroppo dobbiamo rompere questa catena che ci portiamo dietro da molti anni, e quindi io spero che con Più Italia riesco a portare quella politica alternativa che possa garantire agli italiani almeno il rispetto e almeno più sicurezza. ecco, ti voglio dire una cosa, l'hai detta bene te, hai centrato bene il discorso, poi alla fine gira e rigira si va per conoscenze, per clientelismo, non lo so. Ma questo accade su tutto, cioè purtroppo accade su tutto, cioè in Italia questo è, la conoscenza diretta, poi si ritrovano tutti nel favoreggiamento, si ritrovano tutti nelle corruzioni, si ritrovano in tutto su questo. Cioè perché? Perché l'Italia è questa, ragazzi, ma che vogliamo? Cioè ognuno che va lì si pensa solo ai loro comodi. Cioè non c'è un politico attualmente che sta facendo l'interesse degli italiani. Ecco, diciamo, Lo possa star fare oggi Giorgia Meloni? ecco, Lo spero per lei, ma se guardiamo bene l'intervento di Giorgia Meloni, e ahimè, e mi dispiace dirlo, a Maurizio Costanzo Show, credo che Giorgia Meloni in opposizione ci sta, perché ci deve stare, perché i conservatori gliel'hanno quasi obbligato. Cioè, quindi oggi stiamo parlando di questo livello di politica. Ahimè, non lo so, è una politica che a me non mi rappresenta e non voglio mai farla rappresentare. Spero di rompere certo, questa politica della poltrona. però posso dirti una cosa, più che altro secondo me, Fabrizio, una mia riflessione così, Non ho capito, Mirko, scusami. È la mia riflessione, ti dico, non è anche un po' comunque complici cittadini in questa questione italiana, perché poi alla fine hai detto tu stesso, dici, cioè, secondo me alle volte i cittadini sono complici un po' di questo sistema di cose, perché se no non sono vittime. Ma come fa il cittadino ad essere complice? Cioè di cosa? Di un governo che non viene rappresentato? La legge elettorale l'hanno fatta loro per restare inchiodati in queste poltrone, in questo palazzo. Cioè perché l'italiano? Sicuramente una fetta di italiani è normale che sarà complice di questa politica. Esatto, io dico una parte è una parte gli danno il consenso, una parte degli italiani per forza, perché purtroppo crediamo tutti all'asino che vola, perché sotto campagne elettorali ci vengono fatte quelle promesse alternative che non si possono mantenere. Questa è la politica, ma questa purtroppo non puoi farci niente. Ci sono poi le persone che rispecchiano i loro ideali, quindi è giusto che seguono il loro partito, però dopo mi debbono far capire e mi debbono spiegare come è possibile che una corrente politica opposta all'altra possa ricongiungere lo stesso programma. È una cosa che a me fa imbestialire questa cosa, ci credi? Certo, sì, perché giustamente se un partito è all'opposizione deve stare da solo. Questa è l'anomalia. Tu in sostanza mi dici questo, no? Esattamente.
Cioè, non è che deve stare, cioè, un programma politico, ok? Il mio programma politico non può essere uguale a un programma del Movimento 5 Stelle, tanto che non può essere neanche un programma uguale a quello del PD, però purché si possa garantire una poltrona, siamo tutti capaci, siamo tutti buoni programmi, sono tutti buoni programmi. Certo, Cioè, credo che ci sia qualcosa da rivedere. assolutamente, ci sia, posso dirti una cosa, qualcosa di rivedere anche un po' nella sanità, cioè come lo vedi il futuro di questa sanità italiana, che comunque ha delle persone eccezionali, c'ha degli scienziati, c'ha dei dottori eccezionali, però si può garantire sempre Ma l'Italia può avere anche delle ecco, persone che ti chiedo una idonee, cosa, scienziati e quant'altro, ma quando che comunque a capo di tutto questo ci sta uno tipo Speranza, che di speranza ce n'è poca, credo che si faccia fatica. ma io ti voglio dire, vedi comunque una certa sicurezza nella sanità, cioè a livello pubblica, cioè per non rischiare in un futuro che i cittadini, chi c'ha soldi si cura, chi non c'ha soldi, diciamo, crepa, diciamo le cose come stanno. E purtroppo io non vedo questo piano sicurezza, cioè io vedo delle persone poverine che vivono di stipendio, che per fare una semplice ecografia debbono aspettare mesi, ok? Ecco, Però arriva il professore che ha i soldi, in 2 giorni stranamente si può fare la sua visita. E questo accade anche nei centri che sono convenzionati con l'ASL. Tu nello stesso centro, se sei convenzionato con l'ASL, prendi l'appuntamento, te lo danno dopo 8 mesi, ma nello stesso centro, se tu vai privatamente, te lo fanno il giorno stesso. È qualcosa che non va, e su questo la sanità, il governo che ci rappresenta, ci sta facendo, ci sta tutelando, almeno a mio avviso no. Quindi perché? Perché hanno anche loro il loro introito, quindi sono complici della mala sanità. Certo, certo, assolutamente. Cosa, se c'hai ancora qualcosa da dire, se no in futuro cosa volete fare voi eventualmente? Ma noi cosa vogliamo? Sicuramente il bene degli italiani, l'interesse degli italiani, che sia al primo posto, quello che oggi attualmente purtroppo non c'è. Certo, un'ultima cosa, a queste persone che sono andate a manifestare a Roma, giù, giustamente persone che purtroppo sono fermi con le loro attività, qualcuno garantisce per queste persone? Non ho capito, scusami Mirko. Qualcuno, hai sentito del governo, garantirà qualcosa per queste persone che sono ferme da Ma mesi? attualmente io in nessun punto di vista vedo garanzie da parte del governo, io non vedo assolutamente un piano di sicurezza su niente, non vedo proprio gli interessi degli italiani. Ti ripeto che a mio avviso un governo che in piena pandemia pensa già se Draghi prenda il posto di Mattarella, credo che veramente siamo arrivati alla frutta, scusatemi. Certo, vedremo allora come andranno le cose. Se vuoi ancora dire qualcosa sei libero di dirlo. No, io guarda, dico solamente, io spero che comunque gli italiani si svegliano un pochettino e capiscono dove realmente ci sia la politica alternativa a quella della poltrona. Più Italia ci è, più Italia esiste, più Italia è dalla parte degli italiani, quindi spero che comunque, se ci permettono di andare al voto, perché qui è sempre anche qui un punto interrogativo, che ci diano fiducia e che comunque sicuramente noi non tradiremo l'elettorato e comunque faremo gli interessi solo degli italiani. Ecco, speriamo di fare solo gli interessi degli italiani, punto. Spero sicuramente. Quando sei chiamato a rappresentare gli italiani, è giusto che li rappresenti, facendogli anche gli interessi, facendo dei programmi, dei progetti, che comunque scritti su un programma, poi lo porti in governo e comincia a lavorarci per far sì che quel programma durante la tua amministrazione lo porti a termine. Cioè il tuo programma non può essere un programma condiviso con un'alternativa a una poltrona, quindi io credo che questi miscugli non possono più accadere, ci debba stare un unico partito che possa prendere il consenso. Chi lo prende è giusto che governi, ma non ci può stare questo scambio di poltrona, è giusto che ci sia un'opposizione, è giusto che ci sia tutte le idee politiche, e comunque è giusto anche dirlo questo, che se un'opposizione, seppur non abbia la maggioranza, ma faccia
dei programmi o delle proposte che possano essere di interesse degli italiani e comunque per la nostra patria, è giusto che comunque la maggioranza non guardi alla casacca, non guardi che sia maggioranza e la proposta provenga da un'opposizione, ma se è una proposta valida è giusto metterla in cantiere. Io dico questo, purtroppo tanti guardano a questa casacca, continuano a stare nella loro linea. Io dico sempre che l'interesse deve essere l'italiano, a prescindere poi che la proposta provenga da destra, da sinistra, dal centro. Devono capire che oggi l'Italia sta in uno stato di degrado assurdo per colpa di questi politici, per colpa dei politici che, ad esempio, parliamone bene, anche quando hanno parlato da una proposta del Movimento 5 Stelle al taglio dei parlamentari, dove più di qualche corrente ha votato favorevole al taglio dei parlamentari, ad esempio io avrei detto no al taglio dei parlamentari, ma sì al taglio dello stipendio dei parlamentari, perché comunque quei signori che hanno fatto quelle proposte sono i primi big di ogni partito che si sono comunque in un certo senso garantiti la poltrona, quindi sanno che comunque loro stanno a posto nella loro vita. Allora facciamo il taglio ai parlamentari e lasciamo i parlamentari che rappresentano ogni territorio, perché bene abbiamo visto, l'Italia è in un degrado assurdo e comunque lasciano delle zone a non essere rappresentate. Questo purtroppo, a mio avviso, lo dico sempre, più Italia è contro questa cosa. Noi, per carità, è giusto che un parlamentare venga retribuito, non con un semplice stipendio come un operaio, ma credo che sia assurdo veramente vitalizi, stipendi fuori dal normale. Certo, certo. Allora bisogna arrivare lì, praticamente svegliarsi. Bisogna svegliarsi un po' tutti. Assolutamente sì, spero che gli italiani si svegliano, diano fiducia, in particolar modo è normale, tiro l'acqua al mio mulino, che diano fiducia a più Italia, ma che comunque chiunque vada a governare, a prescindere di chi sia, faccia gli interessi degli italiani, che oggi io sinceramente faccio fatica, forse sarò io che non lo vedo, ma credo che qualsiasi corrente politica sia al governo purtroppo non rappresenta gli italiani, e questa è una cosa scandalosa. A mio avviso non è la mia politica, e quindi noi diciamo sempre che siamo la politica alternativa alla politica della poltrona. Perfetto, io ti ringrazio, poi ci sentiamo più avanti. Ringrazio per essere così intervenuto, per fare una chiacchierata, perché siamo a contatto a livello social e mi piace parlare un po' con tutti, e lascio la parola a tutti io. Ci vediamo più avanti, Fabrizio. Grazie Mirko, grazie a te, buona serata a tutti. Buona serata, ciao Fabrizio, ciao. Ciao. Allora, con questo è tutto ragazzi, ho concluso la mia diretta telefonica con Fabrizio Pignalberi, presidente di Più Italia, ma io, al di là che una persona sia presidente di una cosa o di un'altra, io faccio, diciamo, passare tutti per dare la parola a tutti quanti. E con questo è tutto, io adesso un attimino vi auguro buona serata a tutti quanti, ciao ciao!